Per andare da Cagliari a Oristano bisogna attraversare quasi per intero la vasta pianura del Campidano. Campidano significa grande distesa pianeggiante e questa è l'unica dell'isola. A vederla ora a trebbiatura finita con i sassi scoperti e le rughe della terra più vecchia d'Italia sembra povera e desolata, ma dentro ha tesori nascosti. È come una grande cassaforte di cui bisogna trovare la chiave. I campidanesi sanno cosa manca alla terra. Manca l'acqua, perché non ci sono fiumi e piove poco. Senza acqua non girano mulini, dicono, e imparano a dirlo da ragazzi quando vanno a riempire la prima brocca alla fontana. Nei paesi le fontane sono al centro della piazza e pare che le piazze siano state costruite intorno alle fontane. Il vento che prevale sul Campidano è il maestrale, viene da nord-ovest. Non trovando alberi sul suo cammino, trapassa le colture basse difese appena da siepi di fichidindia e quei pochi sugheri che trova li piega verso il sud-est. Ma se risaliamo il Campidano di Cagliari, lasciamo sulla sinistra quello di San Gavino e raggiungiamo il Campidano di Oristano, avremo modo di conoscere l'altra faccia della pianura e scoprire cosa può rendere quando viene irrigata. Questo è il Tirso, il fiume più lungo dell'isola. Prima che sfoci nel mare di Sardegna presso Oristano, le sue acque vengono sfruttate per la produzione di energia elettrica e per l'irrigazione. Fino al 1948 serviva soltanto il nuovo centro di Arborea e lo stagno di Sassu per una superficie di 8.000 ettari circa. Ma nel dopoguerra la superficie irrigata è stata triplicata. È sempre la stessa Sardegna e lo stesso Campidano, ma ha le colture intensive, gli alberi e le case dei contadini. L'ente di riforma agraria ha potuto assegnare decine e decine di poderi ad altrettante famiglie coloniche. Qui la terra è ricca e il tenore di vita più elevato. Famiglie di pastori e di braccianti hanno potuto trovare un lavoro più sicuro e indipendente. Io qui ci venivo a tagliare la ciocca prima della bonifica, quando non c'erano case e c'erano solo sugheri e pascoli, dice Luigi Medda, assegnatario.
Io di 15 anni sono passato in questo terreno, ci sono venuto a lavorare a prendere le ciocche e ci ho lavorato abbastanza, poi mi sono dato la vita della bonifica, lì ci ho lavorato in 15 anni, poi da 2 anni questa parte mi hanno segnato un po' di terreno, ho lavorato abbastanza, ma qualche cosa vero c'è ancora da fare. Non mi sento ancora soddisfatto vero di lavorare. Adesso mi hanno segnato la casa. Quando voglio lavorare, lavoro, quando mi voglio riposare, mi riposo. Ogni azienda dell'EFFAS, l'ente di riforma, ha una stele con la Madonnina dei Campi. La trovate a Uras, a Pardunovo, a Masongiu, accanto alle file di case nelle quali i contadini si sono insediati da poco. L'assistente sociale di Pardunovo segue da vicino la vita delle famiglie coloniche. Le famiglie assegnatarie sembrano trovarsi a loro agio nella casa nuova loro assegnata. Questo fatto è dimostrato dai mobili disposti con ordine e buon gusto, dalla cura con la quale la padrona di casa tiene l'abitazione, e infatti vediamo tendine alle finestre, pavimenti pulitissimi, tutto insomma quello che serve a rendere più accogliente la casa. Un buon adattamento alle nuove condizioni di vita non si può improvvisare in poche settimane. Bisogna superare abitudini e preconcetti, soprattutto insegnare la pratica di norme igieniche e sanitarie a gente che la lunga rassegnazione al flagello della malaria disarmò di fronte alle malattie. Senta dottore, non sarà malaria quella che mio figlio? Ma non malaria, è scomparsa da tanti anni la malaria in Sardegna, vero? La questione è che un'altra, che voi tutte le raccomandazioni che noi vi diamo non le mettete mai in pratica, vero? I bambini ci date l'uva senza lavare e li lasciate soli e mangiano tutto quello che vogliono, vero? Voi non date mai ascolto alle raccomandazioni che vi diamo. Il bambino questa febbre che ha, una febbre intestinale, vero? Ho fatto un'indigestione che ha fatto l'altro giorno con le prime uva senza lavare, le mosche, tutti gli anticrittogamici che adoperano, vero? Che sono anche dei tossici intestinali, voi queste cose le sapete, vero? Finché non darete ascolto, questa febbre al bambino e tutti questi disturbi intestinali non passeranno mai. Tutta qui la questione, per l'ovvio, vero? Ora lo lascerete a dieta qualche pochino, vi darò le medicine adatte e vedrà che il bambino passa. E malaria non ha ugualmente, come l'ho detto. I miracoli dell'acqua. La terra pietrosa e brulla ora dà ortaggi, porta le strade con le file di eucaliptus frangivento. E lungo le strade nascono i centri residenziali con l'ambulatorio, il circolo, la scuola e la chiesa. Se anche siete i chiamati dell'ultima ora, non importa, perché mentre ieri eravate costretti a stendere la mano per elemosinare un po' di lavoro, oggi avete la vostra casa, avete il vostro campo, avete il vostro lavoro, non avete la necessità di preoccuparvi del pane quotidiano. Nostro Signore Gesù Cristo, che non disegnava a lavorare nell'umile casetta di Nazareth, faceva questo proprio per insegnare a tutti noi che il lavoro è una cosa veramente santa, che non ci deve umiliare, che non ci deve avvilire, che non ci deve abbassare, ma che si deve avvicinare sempre più a Dio. E questo qualsiasi lavoro, anche il più umile, e in modo particolare il lavoro dei campi, come insegna il vostro grande protettore Sant'Isidoro, il lavoro dei campi è un lavoro che veramente aiuta ad avvicinare l'anima nostra a Dio, ad elevare l'anima nostra a sentimenti veramente cristiani. Il lavoro nei campi irrigati richiede una profonda preparazione dei coltivatori. I pastori devono diventare trattoristi, poiché le macchine riducono la fatica e aumentano la produttività. Perciò, di pari passo con lo sviluppo della meccanizzazione,
Scuole per trattoristi sono tenute in tutte le aziende di riforma del Campidano oristanese. Queste sono le strade stabilizzate costruite dall'Exfas. Alla tradizionale massicciata a pietrame si è sostituita la diretta stabilizzazione del suolo appositamente migliorato. È un sistema nuovo per l'Italia che consente economia di costo e risparmio di tempo. Qui a Pardu Nou 7 chilometri di strada sono stati costruiti in 50 giorni da 25 uomini con 9 macchine. Ma i lavori per l'acquedotto nella borgata di Sant'Anna non sono ancora terminati e Floris Giovanni, benemerito assegnatario, sollecita l'opera direttamente al professor Pampaloni, presidente dell'ente di riforma. Illustrissimo signor Presidente, siccome già 2 anni al 21 di questo corrente mese che siamo insediati alla borgata di Sant'Anna Masogno e siamo ancora in necessità dell'acqua, quindi mi rivolgo a lei se può fare la cortesia quanto prima di sbrigarsi di questo acquedotto, che siamo in grandissima necessità. Rispettosi ossequi, Floris Giovanni. Punto. Caro amico, ma certo che a Sant'Anna avrete l'acqua potabile e non soltanto nelle case accentrate nella borgata, ma anche nelle case sparse in campagna. L'acquedotto è in costruzione e direi che tra poche settimane potrete avere l'acqua in casa. Del resto è intendimento fermo dell'ente di riforma far sì che la vita dei contadini vada migliorando attraverso la riforma e non peggiorando anche in quelle che sono le comodità della vita civile, e cioè che ogni casa in campagna o in borgata abbia la sua luce elettrica, la sua acqua potabile ed anche il bagno o la doccia. Tanto più poi questo è importante per Sant'Anna, che è una delle principali borgate dell'Exfas. E per questo è stata studiata anche con criteri moderni, con criteri di divisione in zone urbanistiche, per cui si ha una zona residenziale in cui risiedono i contadini che hanno il potere vicino alla borgata, si ha una zona dei servizi sociali, chiesa, scuola, centro di attività sociali, servizi cooperativistici, e si ha poi una zona di futura espansione perché questa borgata è di immancabile sviluppo, e proprio in vista di questo sviluppo, che non potrà essere soltanto agricolo ma anche artigianale e industriale, è stata anche concepita una piccola zona industriale in cui già qualche elemento industriale si è già affermato, ed è per questa ragione che è stata concepita anche la stazione ferroviaria, che è già in corso di costruzione. Ma ritorniamo nel Campidano di Cagliari. Tra i sugheri e gli aspodeli si sta aprendo la via dell'acqua. Si è andati a cercarla tra i monti sulla costa orientale dell'isola, dove scorre il Flumendosa. L'acqua del Flumendosa, invece di perdersi nel mare, sarà bloccata da dighe, convogliata da questo canale e scorrerà a cambiare il volto del Campidano di Cagliari. Il canale principale di irrigazione si estenderà su un tracciato di 180 km e quelli secondari su 1000 km circa. Per conservare la pendenza costante necessaria per il trasporto dell'acqua, il canale deve in parte seguire la conformazione del suolo, in parte passare su viadotti o scendere in gallerie. Ma il lavoro procede spedito. Grosse escavatrici aprono la strada. Gli operai sistemeranno poi le pareti del canale, rivestendole con grossi lastroni di calcestruzzo fabbricati in serie.
La fabbrica dei lastroni è ad Ortacesus. La gettata di calcestruzzo lungo tutto il canale di irrigazione avrebbe richiesto molto tempo e il lavoro sarebbe stato meno rifinito. Qui invece, in un solo cantiere, è possibile preparare i lastroni per l'intero canale. La composizione del calcestruzzo è particolarmente curata perché abbia la resistenza voluta e consenta lo spessore molto sottile delle lastre. La benna trasporta il calcestruzzo sugli stampi, nei quali gli operai predispongono una rete metallica. Il calcestruzzo viene spalmato sulla rete, un vibratore lo compatta. I muratori riferiscono il lavoro, mentre la benna scarica altro materiale su altri stampi, e la lavorazione procede rapidissimo. I lastroni, confezionati in serie, sono lasciati negli stampi per consolidarsi e vengono poi trasportati nella lunga fila di vasche per raffreddarsi ed assumere la consistenza voluta. Ecco qualche fase della messa in opera. I lastroni raggiungono le zone del canale pronte per il rivestimento. Una gru dal camion li cala giù e pochi operai bastano ad applicarli. I lavori di canalizzazione e quelli per la costruzione delle dighe dipendono dall'ente autonomo del Flumendosa, che iniziò le sue attività nel 1950 sotto la presidenza dell'onorevole Magia ed è oggi presieduto dall'avvocato Palma. Uscita dalla galleria, l'acqua scorrerà allo scoperto, sarà un vero fiume e darà un aspetto nuovo alla terra arida che attraverserà. All'ingresso del paese di Senorbi c'è il laboratorio per la prova dei materiali utilizzati nella costruzione delle dighe sul Flumendosa e sul Mulargia. Nei vari reparti del laboratorio, campioni di materiale destinato ai lavori e provini prelevati dalle opere già in via di realizzazione vengono sottoposti ad accuratissimi esami. Qui si sta procedendo ad una prova di resistenza di un blocco di calcestruzzo. La pressa idraulica esercita una pressione progressiva fino a quando il provino cederà e la lancetta sul quadrante registrerà in tonnellate l'esatta resistenza del materiale. Siamo nella valle del Flumendosa. Il fiume scorre attraverso gole incassate e selvagge che ne contengono le paurose piene invernali. In queste montagne si è venuti a costruire le dighe e prima delle dighe è stato necessario costruire le strade, tagliandole nette nelle rocce granitiche. È stato un lavoro da pionieri in una terra molto difficile. Ecco la diga del Flumendosa. È alta 120 metri, ha uno spessore in cresta di 5 metri e di 31,5 alla base. I lavori furono appaltati nell'estate del 1953 e avranno termine tra pochi giorni.
si sono dovute superare difficoltà immense. Si è usata quasi esclusivamente manodopera locale, ma nei paesini sperduti sui monti non era facile trovare operai specializzati. E allora i pastori e i taglialegna si sono improvvisati minatori e carpentieri. Ma oggi sono diventati espertissimi e, terminata quest'opera, molti resteranno con la stessa società di costruzione e andranno a lavorare in Francia. Ogni piccola parte del cantiere, ogni attrezzo usato, dalla gru al chiodo, è stato trasportato fin qui dal continente. L'eccezionalità dell'impresa va misurata soprattutto alla luce di questi elementi. L'avvocato Palmas, presidente dell'ente Flumendosa, ci ha precisato i tempi necessari per la completa realizzazione dell'opera. Questa diga che noi vediamo sarà finita fra circa 70-80 giorni. Contemporaneamente a questa sarà anche finita l'altra diga sul Flumendosa, le due gallerie, quella di comunicazione fra i due laghi e quella di derivazione, ed il canale principale che porterà l'acqua nel Campidano. Quindi possiamo praticamente dire che alla fine di quest'anno, con le prime acque invernali, noi potremo iniziare la raccolta delle acque e formare così i due laghi. L'acqua così invasata potrà essere portata fino al Campidano per poi essere distribuita secondo un piano generale che andiamo ad approvare a breve e nel prossimo Consiglio di amministrazione, e che ci permetterà di appaltare gli ulteriori lavori per l'irrigazione del Campidano completa, cioè un migliaio di chilometri di canali per poter portare l'acqua fino alle bocche di scarico di ciascun campo. È un lavoro che dopo queste prime opere preliminari durerà una 10 d'anni o 15 anni per poter irrigare completamente il Campidano di Cagni. La diga consentirà un invaso di 245 milioni di metri cubi d'acqua. Il bacino sarà collegato attraverso una galleria sotterranea con il bacino della diga sul Mulargia, affluente del Flumendosa. Quest'ultima diga avrà l'invaso maggiore, 315 milioni di metri cubi d'acqua. Dal bacino del Mulargia partirà infine il canale principale di irrigazione che porterà l'acqua al Campidano. Successivamente anche un altro affluente del Flumendosa, il Flumineddu, sarà bloccato con una diga per creare un bacino di 70 milioni di metri cubi d'acqua da mettere in comunicazione con gli altri due. L'opera, realizzata tra le montagne orientali della Sardegna, è una delle più imponenti del dopoguerra. I 3 laghi artificiali renderanno disponibili nella stagione estiva circa 340 milioni di metri cubi d'acqua per l'irrigazione di 50.000 ettari del Campidano. Forniranno acqua potabile a 22 comuni con una popolazione complessiva di 100.000 abitanti ed erogheranno annualmente a Cagliari più di 10 milioni di metri cubi d'acqua potabile. Le centrali inserite ai piedi della diga sul Flumendosa e lungo i canali derivatori produrranno circa 90 milioni di kilowatt di energia elettrica all'anno. Dalle cave i materiali di costruzione vengono avviati verso le dighe con lunghissime teleferiche.
diga sul Mulargia è alta 99 metri e sarà pronta nei primi mesi del 1958. È la diga più a valle e avrà l'invaso maggiore. Un immenso lago artificiale con qualche isola rocciosa. Da questo lago defluirà l'acqua verso il Campidano di Cagliari e sono già pronte le gallerie che apriranno la strada al nuovo fiume. Lavoro e possibilità di benessere per migliaia di famiglie coloniche che la riforma agraria insedierà nei terreni irrigati e nuove prospettive di sviluppo per tutta l'economia della Sardegna. Nemmeno una goccia d'acqua deve andare al mare se prima non abbia fecondato la terra, si disse 4 anni fa all'inizio dei lavori. Ora quasi tutto è pronto perché questo avvenga. Al Flumendosa e al Mulargia, che da secoli sprecavano a mare la loro ricchezza, è offerta finalmente la possibilità di essere più generosi con l'isola che li porta.